Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Doveva essere in nostra compagnia, doveva esserci anche il marietto, ma lui ha deciso stasera di occuparsi della regia e, in compagnia delle Sibyl, è il consueto appuntamento delle 21:15. Da qualche tempo abbiamo assestato gli orari in modo da renderli regolari: 21:15 lunedì, mercoledì, venerdì. Dunque mi raccomando, se non avete ottenuto una risposta oggi e desiderate comunque trascorrere mezz'ora di tempo in nostra compagnia, tornate venerdì 21:15. Bene, allora grazie Paola, intanto saluto anche Assunta, Loredana, Giugiolina, lei, ok? Dunque cominciano a raggiungerci delle persone e mentre compaiono altri saluti, altre domande, eccetera, vi dico un pochettino, cercando di stringere il più possibile, le cose che ripeto sempre, chiaramente per gli abitué del canale è una strofa già sentita, tra un po' la sanno a memoria, ma è fatto per ricordarlo e soprattutto per dirlo alle persone nuove. Dunque, per quelli che arriveranno dal canale Facebook, dunque le persone che si collegano dal gruppo Facebook, è necessario, lo ricordo perché è un passaggio fondamentale questo, ma che occorrerà fare una volta sola, è necessario autorizzare StreamYard alla pubblicazione dei vostri commenti. Pertanto l'autorizzazione che darete a StreamYard passa per il link che trovate nel post all'interno del gruppo, il post ovviamente della diretta. Prima di entrare nella diretta, dunque, cliccate su questo link streamyard.com/facebook, si apre una pagina bianca con un banner blu. In questo banner c'è l'autorizzazione a StreamYard e una volta fatto questo passaggio non sarà più necessario ripeterlo nelle dirette successive. Ciao Elisa, ma semplicemente da questo momento in avanti, cioè dall'autorizzazione in avanti, entrerete direttamente nella diretta. Questo ovviamente, lo ripeto, per le persone che arrivano da Facebook. Se volete evitare questo giro, collegatevi dai canali YouTube. Vi ricordo infatti il canale YouTube del Marietto Veneziano, che si chiama proprio Marietto Veneziano, e il mio canale YouTube Ilde Garda. Bene, vi ricordo tra l'altro, a proposito di Facebook, che siamo nei gruppi Casti Sacerdotali e Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Dunque, se vi piacciono queste materie potete chiedere l'iscrizione al gruppo e attingere il numeroso materiale gratuito. Sempre materiale a disposizione per tutti gli amanti del settore a proposito di materiale, potrete attingere anche dal sito www.ilcapitano.altervista.org. Come vedete in sovraimpressione, questa è la home page. È organizzato in varie sezioni. Subito sotto il riquadro giallo dove c'è scritto il capitano, quadranti radiestesici gratuiti, trovate home, come ci sono tutte quelle le voci, circuiti radionici, PDF radionici, eccetera. Dunque quelle sono le varie sezioni che potrete appunto girare, visitare per attingere al numeroso materiale, come vi ho detto, gratuito, che è pronto per essere scaricato. Ma c'è anche una sezione molto importante, che è la sezione shop, nella quale troverete i nostri servizi professionali, tra cui questo talismano, l'albero della vita, un albero sefirotico che raccoglie le forze delle gerarchie angeliche e per propiziare appunto come dire, ogni direzione della nostra vita, ma è in particolare programmato per la protezione, una protezione a 360 gradi. Dunque, questo, se lo desiderate, ha un costo di 150 € più 10 per le spese di spedizione. È altresì programmabile per raggiungere obiettivi, propiziare determinate cose che non sono appunto rientranti nella protezione e nella difesa. Benissimo. Abbiamo anche ritualistica. Questi sono rituali, per esempio quello che vedete qui online è un propiziatorio Sole e Giove, dunque è un bittico
non posso dire un trittico, ma esistono anche tantissimi altri rituali che chiaramente vengono calibrati per la persona, per le esigenze o per quello che sono le richieste o quello che si cerca un po' di propiziare. Ovviamente, è necessario un consulto preliminare per appunto individuare non solo la situazione di partenza, ma anche quello che risulterà essere più idoneo per la persona. Bene, allora, io direi vi ricordo appunto, come ultimo prima di cominciare, che il Marietto domani mattina fa una diretta alle 11:20, non solo domani mattina, ma tutte le mattine per ora. Dunque alle 11:20 potrete comunque ancora, stare un po' di tempo con noi, nella fattispecie con il Marietto. Grazie Raziel. Bene, allora direi Marietto, partiamo con la prima domanda. Allora, anche se la faceva te, risponderò io. Vediamo se c'è questo ritorno tra Giovanni, 20 aprile '88, o ritorno o ripresa di rapporto, e Betta, 19 maggio '89. Vediamo un po' cosa dicono le sibille. Come avete visto, l'assunta ha messo il nome, la data di nascita di entrambe le persone, ehm, per cui ha posto la domanda, e la domanda specificata in modo chiaro, dunque niente cose generiche. Qua nel taglio si vede quantomeno una ripresa delle comunicazioni, sembra che quantomeno al telefono, per messaggio, possano riprendere a sentirsi. Almeno questo è quello che lascia intendere il taglio, ma vediamo poi. Mh. Allora, come si vede dalla prima linea qui, la cosa, deve essere, finita un po' male, male nel senso che c'è un terzo incomodo, vedi, la comparsa del ladro in chiusura, e questo ovviamente, in origine, è partito da una serie di blocchi, forse ripensamenti, ripensamenti sui propri sentimenti, e un allontanarsi, no, un allontanarsi che poi è sfociato in un tradimento. Dunque, almeno questo sembra raccontare la linea del passato fra loro 2. Anche se in questo momento può esserci un cambiamento di rotta da parte di questo ex, o, anche da parte di loro 2, ci sono ancora delle resistenze. Forse c'è qualche aspetto da chiarire, oppure, potrebbe nascere comunque un gioco così, che resta comunque segreto, che resta nascosto, perché di fatto c'è comunque un'altra persona, mh? Nel prossimo periodo comunque si vede l'interferenza netta di questa figura, con la quale sembra esserci comunque un rapporto, diciamo, ufficiale. Dunque non è nel prossimo periodo l'eventualità di questo riavvicinamento, però comunque c'è qualche, ecco, parlare proprio di un riavvicinamento no, però qualche cosa che sembra, comunque muoversi in una direzione di, eventuale corteggiamento, comunque che può causare, dei fastidi, delle gelosie, perché evidentemente, c'è un giostrare più situazioni contemporaneamente, dunque, cioè diciamo però che c'è un darsi da fare. L'esito comunque pare di gran lunga più interessante, perché abbiamo la consonante sorpresa, amore, costanza, nemico. Dunque, ecco, chiamarlo ritorno non me la sento, non mi sento di sbilanciarmi così, però che ci sia qualche conferma, che probabilmente, direi la Betta riceverà, ma comunque ostacolato, comunque sempre, come dire, sotto vigila osservanza, mh?
sorveglianza, dunque c'è qualcuno che comunque controlla. Non è, come dire, un pieno ricongiungimento. C'è però qualcosa, qualche conferma che proviene magari da qualche gioco che può innescarsi di nuovo fra loro, però c'è una figura accanto a lui. Allora, Lakshmi, la dea dell'abbondanza è venuta a trovarci, grazie Lakshmi, resta. Allora, vorrei chiedere se avrò un nuovo amore. Il mio compagno, oh Lakshmi, mi dispiace Sonia. Allora, vediamo un po' se Sonia conoscerà una nuova persona o se cosa c'è per lei in amore. Vediamo subito. Mh. Mah, allora diciamo che, potrebbe muoversi qualcosa di non molto chiaro, un po' alla chetichella, fra qualche amicizia, però magari un'amicizia può diventar qualcos'altro. Però vediamo. Allora, beh, diciamo che anche se c'è stato qualche cosina già nel passato recente, non che fosse di chissà che importanza, però qualche movimento, qualcosa in un momento di confusione, no, in un momento in cui probabilmente le idee non erano ancora chiarissime, non avevi sviluppato quella giusta, visione, diciamo così, del tuo futuro sentimentale. Mhmm, diciamo che, nonostante questa apertura che, tuo malgrado, perché si vede già che era entrato qualcuno di nuovo, ma tu proprio non eri, presente, diciamo così. Mentre si vede nel momento attuale che c'è un po' di sofferenza rispetto, come dire, rispetto quelle che possono essere, gli agi, le sicurezze, la solidità di un rapporto, no, un rapporto duraturo, concreto, che sembra proprio mancarti tantissimo e forse c'è anche un po' una preoccupazione rispetto, non so, le questioni economiche per esempio, magari c'è un po' d'ansia per il futuro, ma di fatto ancora non ti vedo completamente fuori, non ti vedo fuori dal lutto, vedi che c'è il vedovo. E dire che l'hai scritto però quando ho mescolato le carte non è che le ho scelte, son venute giù così. Dunque ci sono ancora, delle cose che non hai completamente superato. Diciamo, non dico dei rimpianti, perché è impossibile provare rimpianti per una cosa che non hai potuto scegliere, ma tanta nostalgia. Nel prossimo periodo comunque arriva un qualcuno, però sai, è una roba che si svilupperà più che altro al telefono, avrà tutti i connotati platonici, questo sarà il classico cantafavole che si metterà un po' in mostra e poi sparirà. Dunque niente di particolarmente interessante e niente che valga la pena, come dire, nemmeno di attaccartici troppo. Dunque ti metto in guardia dal prossimo periodo e dalla prossima persona con la quale entrerai probabilmente in contatto telefonico. Sembra essere un qualcosa di virtuale, o una piattaforma dove si conosce con altre persone, ci si scrive, dunque niente di che. Il personaggio è un narcisista, dunque come viene se ne va, anche all'improvviso. Diciamo che comunque ci saranno anche degli altri corteggiamenti, ma niente visto come particolarmente affidabile. Come vedi c'è la nemica, dunque situazioni un po', mhmm,
che sollevano problemi o comunque corteggiamenti che sembrano inconcludenti, però di fatto qualcosa c'è, delle occasioni, qualcosa di interessante sembra riaffacciarsi nella tua vita. Considera che si tratta di uno svolgimento che può avere un decorso di mesi, Cosa avviene nell'esito? Ma allora, a me sembra proprio che si riavvicini a te un qualcuno che hai amato nel passato, dunque un revival, un ritorno di fiamma. Dunque comparirà di nuovo una persona vedi, secondo me ti accorgerai nel prossimo periodo che poterti fidare, della gente non è più così semplice, non perché la gente non meriti o gli uomini non meritino fiducia, ma ci saranno un sacco di cose senza né capo né coda. Dunque, forse inconsciamente sarai portata o predisposta a ripiegare su qualcuno che conoscendo già ti dà quel senso di serenità in più. E comunque a me sembra proprio che si riaffacci un vecchio amore, nella tua vita in futuro. Dunque vita nuova, ma persone vecchie. Allora Elisabetta, allora Elisabetta ho già risposto a tua mamma. Questa è la stessa domanda che avete fatto in 2 e l'ho già detta sta prima a cui ho risposto praticamente. Vediamo Rossella. Allora, Rossella chiede per Salvatore se avrà una ripresa di lavoro, 12 aprile del 74. Allora, Salvatore e il lavoro. Ma allora, lui è anche volenteroso, è comunque disposto a partire, da lavori anche umili, purché possa fare qualcosa ed è comunque una persona, mhmm, che insomma, degna anche di fiducia. Vediamo un po'. Mh. Diciamo che uhm, mh, beh, ci sono una serie di possibilità nel prossimo periodo, ma partiamo con ordine, come faccio sempre. Dunque, vediamo la linea del passato, vediamo che comunque o ci sono state, vedi delle situazioni precarie, con contratti brevi, situazioni, che lasciavano intendere una possibilità per il futuro, ma che poi fondamentalmente mhmm, non sembra poi esserci stata, anzi addirittura è possibile che abbiate anche accarezzato, come si chiama, Salvatore? Sì, Salvatore abbia accarezzato anche l'idea di trasferirsi, ma il pensiero devo dire che lo ha veramente messo alla prova, quasi abbattu qu era quasi un ripiego proprio per sfinimento, però questo eventuale trasferimento, questo viaggio ha portato delle occasioni, ma secondo me niente poi, qua o ritorna a casa oppure c'è un qualcosa che, mhmm, per ora è un po' bloccato, per ora la situazione è bloccata e forse, sai casa, ladro, dunque non è proprio, come dire, un momento fiorente. Boh, però guarda, la linea del presente dice che comunque qualche notizia arriva. Ora, diciamo che se nel presente non si vede granché e anzi la situazione sembra suo malgrado bloccata e può anche essere che ci sia non so se qualcuno l'ha lasciato a casa in modo inaspettato, no, però stanno arrivando delle notizie. E queste notizie portano delle occasioni lavorative e effettivamente, non lo so, lavori tipo un tuttofare oppure,
cose dove viene impiegato come un jolly, no, in tante cose, in tante mansioni, e lui dimostra di essere volenteroso. C'è tra l'altro, anche la possibilità che un'amicizia, no, non intendo necessariamente una figura femminile, sebbene la carta dell'amica, raffigura una donna, però nella cerchia delle amicizie potrebbe esserci una sua conoscenza, una sua amicizia che cerca di dargli una mano anche nel collocarlo, nel fargli trovare un lavoro. Dunque c'è movimento nel prossimo periodo e, come dire, anche un certo grado di soddisfazione per poter in qualche modo, contribuire con la casa, per la famiglia. Dunque c'è, come dire, un qualcosa che nel prossimo periodo gli dà quella sensazione di un po' più stabilità, ecco, di riuscire a mantenere, qualcosa in modo dignitoso. Però però sono tutte situazioni, come vedi, confuse, cioè non c'è, un accordo definitivo, potrebbe essere un tipo di lavoro, di servizi che sono a chiamata, dunque senza contratto, magari sai vieni domani, poi no scusami guarda vieni fra una settimana, vieni per un mese, vieni per cioè ci sono delle cose che, creano confusione, potrebbero essere appunto scenari di questo tipo, oppure anche situazioni comunque un po' chiacchierate, con quei, battibecchi, o quelle cose intenzionali, no, che cercano appunto di confondere. Però di fatto qualcosa si vede, anche se adesso è praticamente fermo e, come dire, praticamente a sua insaputa lasciato a casa, cioè così dall'oggi al domani, è adesso fermo, c'è qualcosa che si muove nel prossimo periodo. Allora, quello che purtroppo purtroppo qui cosa c'è? Superbia nemico. Qui non so che tipo di controlli lui ha un pochettino addosso o su cosa cerca di svicolare l'attenzione, però la superbia e il nemico fanno intendere che ci sia molta diffidenza, molte restrizioni, molti controlli, delle prove, dunque, delle situazioni che lo mettono veramente nella condizione di fare un veramente, appello all'autocontrollo, perché ci sarà qualcosa di un po' impegnativo. Però allora, qui si vede anche un'altra cosa: riunione militare. Dunque o lui viene richiamato in servizio da qualche parte, oppure c'è un ritorno a un'attività, un qualcosa, un lavoro che comunque, svolgeva indossando una divisa, oppure proprio questa rivalità, questa cosa che si vede qui, riaccende un conflitto. Ora, qua non conosco Salvatore, più che dirti queste cose non so. Dunque vedrete voi cosa significa per voi. Avanti. Buonasera, posso sapere come andrà tra noi, Miki e Alex? Allora, Miki 1° aprile del '96, Alex 5 dicembre del '96. Okay, va bene, vediamo un pochettino. Suppongo, questo come andrà fra noi, che si tratti appunto di una relazione. Se magari mi aggiungi qualche informazione, se vi state scusa un po'. Ma Elisa non parlavo con te, parlavo con un'altra Elisa. Allora, buonasera, posso sapere come andrà tra noi? Allora, Miki e Alex. Allora, se gentilmente Miki mi aggiungi qualche piccolo dettaglio e poi avete ricevuto da poco delle risposte o le ricevete da me la sera o le ricevete al mattino dal marietto, per me conta uguale, siamo io e lui e dunque
Allora, vediamo un pochettino. Figurati Elisa. Allora, vediamo un po', di tornare alla domanda che stavamo facendo prima di confondermi totalmente. Chi era già? Ecco qua. Va bene, Miki non aggiunge nulla, chissà se è ancora collegata, vediamo un po'. 1° aprile '96, Alex 5 dicembre del '96, vediamo come andrà. Mh, mah, c'è tanta voglia di fare, tanto sprint, condivisioni interessanti, c'è un periodo foriero di grande fermento. Vediamo un pochettino. Mh. Ma allora Miki, questa sembra proprio una storia travagliata. Travagliata, non so neanche se è una storia recente, perché come dire, c'è già ci sono dei sospesi qui. Intanto ladro riunione probabilmente si è riavvicinato, ma non so, o vi siete riavvicinati mentre stavate frequentando qualcuno già, non lo so. Ecco, non ho sufficienti dati però quello che si vede è che appunto c'è un ricongiungimento ma così, un po' nascosto, un po' probabilmente mentre c'era già qualche altra situazione impiantata, ma di fatto questo, ehm, o lui è torn cioè o lui, non so se ti ha tradito, tu hai tradito lui tornando da qualcun altro, cioè però una situazione un po' così, un po' complicata e delle lacrime che si vedono da parte appunto della persona ufficiale. Dunque non so, non sapendo i soggetti di questa, sceneggiatura, vado così, descrivendo questo. Allora, attualmente ti devo dire che se effettivamente questo corrisponde a quello che è successo, allora sappi che questa donna è rimasta comunque legata a lui e può causare danno, piazzate di gelosia, comunque ci sono delle situazioni, che in questa relazione causano delle problematiche proprio al presente. Dunque, boh, vediamo. Nel prossimo periodo tra i pettegolezzi, tra le parole che volano di troppo, tra le discussioni, eccetera, probabilmente si percepirà proprio la necessità di dare un taglio alla situazione. È ehm, come se praticamente, ehm, ehm, come se forse si percepisce anche, cioè qualcuno viene accusato ingiustamente, dunque ci sono delle accuse forse anche pesanti, ci sono delle situazioni che sembrano, allora intanto scusate, saluto il Marietto che, tra l'altro saluta tutti. Buonanotte Marietto, ci sentiamo domani. Ehm Okay. Allora torno a Miki. Ehm, Miki insomma, qui c'è una serie di cose dove secondo me per un po' si metterà uno stop, un momento di pausa, perché poi c'è pure la prigione, dunque forse ci sarà quella cosa in più, quella discussione in più che tirerà fuori proprio delle divergenze anche caratteriali, un momento di pausa. Però poi c'è l'allegrezza al cuore, dunque di fatto tutto sto baccano, 'sto trambusto che si vede qua poi viene comunque alleggerito. Però attenzione, perché l'allegrezza al cuore è sempre un po' ambigua, perché può parlare di flirt che sono impiantati contemporaneamente con più persone. Non è una situazione leggerissima, però sai, non è che so niente, della vostra situazione, si vede che c'è una serie di complicazioni. Allora non so se poi addirittura qua, sai questo la prima impressione che ho avuto è quella che ti ho detto, però potrebbe anche
indicare che una persona più grande, dica delle cose e che queste cose generino proprio una separazione o comunque dei rimpianti, cioè c'è comunque una carta di giudizio pesante. Allora però nell'esito nell'esito poi, come vedi, ti vedo comunque bene, vedo che comunque la situazione in qualche modo, volge al meglio, tra l'altro delle, situazioni anche di successo, di trionfo, dunque probabilmente se vieni accusata ingiustamente alla fine la sconti tu. Se questa situazione si va parcheggiando, comunque sembra proprio che ritorni proprio in modo trionfale in pista tutto quanto. Cioè ci sono delle cose che, effettivamente sembrano accadere, ma anche altre che confermano una vittoria, in poche parole. E attenzione perché il messaggero oltre a, avvisare su cose importanti, notizie importanti, informazioni importanti che ci possono giungere, preannuncia anche la possibilità di un nuovo incontro, di una persona che magari nel tempo, piano piano, ci accompagnerà per un percorso, cioè ci aiuterà, ci darà una mano e sarà accanto a noi in modo costruttivo. Vedi che c'è anche la donna di servizio, dunque le tante cose da fare. Allora abbiamo visto all'inizio io quando ho visto la superbia e la donna di servizio, ho detto tanti interessi, tante cose, ma la superbia ha anche la rivalità. Sono tutti gli inghippi, le rivalità, le impunture d'orgoglio, le sfide, le competizioni. Dunque, potrebbe anche essere tutte le cose che, magari per ora danno slancio al rapporto. Bene. Allora, carissimi, io per questa sera ho concluso. Vi ricordo che, torno comunque venerdì alle 21:15, sempre su questi canali, e che domani mattina il Marietto alle 11:20 è, presente sempre qui, in una nuova diretta. Dunque, ci risentiamo, diamo ovviamente spazio a persone nuove o a domande nuove, insomma cerchiamo soprattutto persone nuove perché, è un modo anche è il nostro biglietto da visita potervi rispondere, farci conoscere e se avete considerato la risposta, nonostante non ci si conosca, la risposta che vi ha detto delle cose importanti o interessanti e desiderate un approfondimento, vi aspetto per un consulto professionale. 20 €, 45 minuti, il numero scorre dall'inizio della diretta. Ma anche se non vi ho risposto e lo stesso vi ispiro fiducia, io sono a vostra disposizione, in privato per consulti professionali. Vi ringrazio e ci si vede per noi venerdì alle 21:15. Buona serata a